Pressione però buona della banda del DS che riesce a spostare in avanti il gioco con Johan. Pallone filtrante al centro per Emerson che sporca i guantoni del portiere ma non lo spaventa. Converge al centro del campo e scarica a destra dove c'è Emerson al centro, il passaggio no look di Johan che la mette al centro e c'è il tap-in vincente per il vantaggio della banda del DS, creata dalla banda del DS e finalizzata da Emerson. Adesso avanza come una furia Flores tentando la conclusione con il piede destro. Fernando mette una pezza. Martinez torna indietro, attacco sul difensore e il pallone mandato da Johan verso la porta viene fermato con una mano dal portiere che salva tutto. Palla in verticale, Galan ormai fisso a fare il pivot in avanti. Galan recupera il pallone, Galan prova con il tocco sotto, non ci casca Fernando che 2 volte gli dice di no. Pallone che passa, il filtrante che mette Caro nelle conclusioni, nelle condizioni di tirare. Alla fine il possesso è per il Raio che sbaglia questa colossale occasione con Galan che colpisce il portiere da 2 passi. Pallone che passa, il filtrante che mette Caro nelle conclusioni, nelle condizioni di tirare. Alla fine il possesso è per il Raio che sbaglia questa colossale occasione con Galan che colpisce il portiere da 2 passi. Pallone in mezzo e sotto porta arriva Martinez per l'1-1 del Raio. Ecco la verticalizzazione con il colpo di petto a mettere giù di Galan, ottima giocata. Galan rientra, ha il pallone sul destro e sfiora l'incrocio dei pali. Fernando pronto per un pallone che pesa. Va Fernando e risponde il portiere mandandolo sulla traversa e negando il vantaggio alla banda del DS. Adesso il possesso della banda del DS con la salita e l'assist di Johan per Caru che sfonda la porta e porta di nuovo in vantaggio la banda del DS. Dunque c'è la salita di Johan che va con il sinistro da Christian che poi va al centro. L'1-2 che si chiude con Christian che la manda alta ma di pochissimo. Dagli ottimi uomini in bianco che riescono a mantenere il golletto di vantaggio. Adesso Caru prova a piazzarla, forse una deviazione, fatto sta che il pallone sfiora il palo destro. Caru allarga, c'è il pallone al limite dell'area per la traversa clamorosa di Emerson. All'indietro dove c'è Rosales fermato, contro ripartenza, attenzione al dribbling che mette il pallone al centro e alla fine la conclusione vincente è di Emerson sul servizio di Caru. Attenzione alla conclusione a incrociare di Martinez che sfiora il palo sinistro e spaventa Fernando e finisce così la partita. È 3-1 per la banda del DS contro il Raio Vallecano.